Settima e conclusiva corsa dal Savio, un confronto a reclamare Zosca Etoile, Zarca Vance, Tisserand B, Sherwood B, Zarif, Zinajet in prima fila, Zero Giulia, Uragano FKS in seconda, i favori per Zosca Etoile, numero 1 Lorenzo Baldi, alternativa principale Zarkava Hans, numero 2 Roberto Andreghetti. Fasi di lancio con la velocità iniziale di Tisserand che cerca di superare Zosca Etoile, lo fa in 50 metri e guida, mentre in terza posizione c'è l'errore intanto nelle retrovie di Zero Giulia, mentre in terza posizione numero 7 Zero Giulia squalificato. Sposta presto però Zosca Etoile, va a chiedere e ottenere strada a Tisserand B. Terza posizione per Zarkava Hans dopo 400 metri, quindi delineate le posizioni con Zosca Etoile che ha ripreso il comando e guida ora nei confronti di Tisserand B, Zarkava Hans, poi in quarta posizione Uragano FKS che accenna per un attimo a spostare, poi torna sotto perché c'è un 30 per i primi 400 metri di gara e un 45,6 per i 600. Davanti alle tribune in vantaggio Zosca Etoile, si trascina Tisserand B, Zarkava Hans, Uragano FKS, poi Sherwood B che cerca la risalita, ma è anticipato proprio da Uragano FKS. Tanto 59,9 per i primi 800 metri di gara, con Zosca Etoile che conduce, Tisserand B rimane in scia, poi Zarkava Hans che accenna a spostare all'esterno, ancora Uragano FKS, 1,14,5 il chilometro, con Zosca Etoile in vantaggio, Tisserand B che rimane in scia mentre ha spostato Zarkava Hans, seguita da Uragano FKS. Cavalli sulla curva finale con Zosca Etoile leader, Tisserand B che segue con Zarkava all'esterno. Completamento della piegata, ingresso addirittura, Zosca Etoile si presenta in vantaggio, Tisserand B in seconda posizione, poi Zarkava Hans. Finale con Zosca Etoile in grado di accelerare ancora e staccarsi per vincere agevolmente su Tisserand B. Terzo posto per Sherwood B. 1,14,5, 34 a chiudere. Lorenzo Baldi vince questa settima conclusiva corsa dall'Ippodromo del Savio. Andiamo a rivedere le fasi finali con Zosca Etoile, favorita 1,55, che vince questa settima corsa dal Savio, lasciando al secondo Tisserand B, mentre al terzo, andiamo a rivedere l'arrivo, è il numero 4, Sherwood B. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento per martedì.